Ci troviamo in via Martiri della Libertà, una delle vie più colpite di Este. Come possiamo vedere dalle immagini, qui molti alberi, molti pini sono caduti sulla strada. Addirittura le radici di questo pino hanno sradicato praticamente il cemento. E come potete vedere anche dalle immagini, quest'albero è caduto sul tetto di un condominio. Addirittura appunto i carabinieri segnalano che un paio di pini sono caduti anche sulle autovetture. Ma vediamo appunto soprattutto quest'albero che è caduto sull'abitazione e adesso si sta lavorando per sradicarlo definitivamente e toglierlo dalla strada.